Il vetro. Tragedia in laguna, la colpa è dell'alta velocità, servono più controlli ed attenzione, così l'assessore veneziano ai trasporti Renato Boraso dopo l'incidente nautico costato la vita a 2 pescatori. Il governo trasferisca al Comune di Venezia le competenze su tutte le acque lagunari, torna a chiederlo il sindaco Luigi Brugnaro con una lettera a Roma, solo così sostiene potremo fare vera sicurezza. I varchi di Piazzale Roma hanno già avuto un effetto positivo sulla riduzione dei flussi turistici, lo annuncia l'assessore al turismo Paola Marma, l'assalto continua, bollino nero per i prossimi 3 weekend. Prima del 4 marzo eravamo nel pensiero di tutti, oggi nessuno si ricorda più della nostra esperienza, il sindaco di Cona ricorda che ha vinto le elezioni, le promesse elettorali. Dai quasi 1.600 dello scorso anno sono scesi a poco più di 500 migranti ospitati alla base di Cona e tra la popolazione gli animi sono assai più calmi. Pusher in fuga dalla legge, si getta in mare e rischia l'annegamento, a salvargli la vita il carabiniere che lo inseguiva sulla spiaggia di Jesolo, accade anche questo. Trama di Mestre in blocco ieri sera per l'improvviso calo di potenza della linea elettrica, colpa dei consumi dei condizionatori accesi per difendersi dal caldo africano. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri TG. In apertura torniamo ad occuparci della tragedia in laguna dello scorso fine settimana. La colpa è dell'alta velocità, parole dell'assessore ai trasporti del Comune di Venezia Renato Boraso, che chiede insieme al primo cittadino che il governo intervenga demandando al Comune la competenza in materia di sicurezza in laguna. Sentiamo. La causa fondante di questo gravissimo incidente è stata l'alta velocità di questi barchini che sfrecciano a velocità impressionanti in laguna. Dichiarazione dell'assessore ai trasporti di Venezia in merito alla tragedia in laguna di venerdì notte scorsa, in cui hanno perso la vita i 2 amici pescatori, Renzo Rossi, 60 anni a dicembre, e Natalino Gavagnini, infermiere in pensione di 64 anni, entrambi di Castello. Parole che suonano come un macigno per i familiari delle vittime, cui viene rinnovato il cordoglio di tutta la comunità veneziana. Noi ci uniamo a cordoglio alle famiglie di Castello di questo gravissimo incidente, quindi massimo vicinanza a parte dell'amministrazione. Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti per capire inoltre come mai la loro imbarcazione si trovasse in pieno bacino di navigazione, ovvero a San Nicoleto del Lido. Ma l'assessore, al pari del primo cittadino Luigi Brugnaro, chiede al governo che vengano accentrate al Comune le competenze in materia di sicurezza in laguna. Troppe sono le competenze in ambito di navigazione in laguna. Oltre al Comune di Venezia abbiamo la Capitaneria di Porto, abbiamo il Magistrato delle Acque e anche l'autorità portuale. Qui il sindaco ha perfettamente ragione, bisogna che tutte le competenze facciano riferimento al sindaco. Perché? Perché noi su questo tema della sicurezza in laguna, del moto ondoso, della velocità, stiamo facendo una battaglia molto ferrea. Da più di un anno abbiamo questa iniziativa che si chiama Onda Zero, su cui il sindaco ha investito molto, ci crede molto, anche in prima persona ha partecipato più volte alle rilevazioni con i telelaser in più punti della laguna. L'accorata richiesta ai molti natanti in laguna. Avete in mano non un barchino, avete in mano un mezzo di grande pericolosità. Abbiate rispetto al codice di navigazione. E nel prossimo servizio andiamo a visionare i natanti che superano i limiti di velocità in laguna ripresi dal sistema Argos di competenza della polizia locale. Vediamo. In tempo reale nel grafico del PC evidenziati in rosso i natanti che hanno superato i limiti di velocità in laguna. Che poi è ripresa da queste statistiche dove ci dicono appunto il numero di natanti in transito sotto le celle e le infrazioni in tempo reale. Sala operativa della centrale del comando di polizia municipale a Venezia. Da qui si osserva e si monitora quello che rimanda Argos, il sistema di videosorveglianza presente in laguna lungo tutti i palazzi di Venezia. Il sistema Argos è composto da 39 celle, ogni cella ha 4 telecamere, 3 telecamere che registrano la posizione e monitorano l'andamento del natante e una a disposizione dell'operatore
per zoomare e fare delle verifiche sul natante, sulla targa e seguirlo in un lasso di tempo per valutare l'andamento del mezzo, la conduzione e la sua velocità. È qui che verrebbe accentrata la competenza in materia di sicurezza in laguna, così come chiesto dal sindaco al governo centrale. Per quanto attiene all'incidente dello scorso fine settimana, è accaduto nel bacino di navigazione. Argos con le telecamere c'entrano qualcosa in questo caso, nel senso come monitoraggio? Il sistema Argos non è attivo nella zona dove è successo l'incidente. Nelle zone non coperte dal sistema Argos, che sono il Canal Grande e i rii limitrofi, la vigilanza viene fatta attraverso la presenza degli operatori nell'imbarcazione o, ove è possibile, con la strumentazione che si chiama telelaser, che è la stessa strumentazione che viene utilizzata su terra per misurare la velocità dei veicoli. Lo scontro con la morte dei 2 amici pescatori si è verificato nel bacino di Sant'Andrea di San Nicoletto, ad oggi di competenza della Capitaneria di Porto e non della municipale. Le competenze sulle acque sono di vari enti. Il Comune di Venezia ha la competenza per le acque interne, la Capitaneria di Porto ha la competenza per le acque marittime e il Provveditorato alle opere pubbliche ha competenza sul restante della laguna, c'è poi anche una parziale competenza della città metropolitana. Auspicabile dunque avere una regia unica sulla disciplina e sulle norme che regolano la sicurezza dei natanti e dei loro occupanti. La disciplina del codice della strada si potrebbe mutuare anche in ambito della navigazione. Alcune cose sono già state fatte, si auspica che vengano allargate e vengano messi dei particolari divieti o dei limiti che possano aiutare a prevenire situazioni di pericolo. Restiamo a Venezia ora per parlare di flussi turistici, flussi ridotti ai varchi della città grazie ai famosi tornelli, ma i prossimi 3 weekend definiti da Bollino Nero prevedono una nuova stretta su tutti i flussi in arrivo in città, Ponte della Libertà compreso. Vediamo. In queste giornate di traffico da Bollino Nero e Rosso paradossalmente è ridotto, numeri alla mano, il flusso dei turisti a Venezia. A spiegarlo è l'assessore di reparto che dà il merito, se così si può dire, agli accessi limitati imposti dai tornelli ai varchi della città. Direi che siamo abbastanza soddisfatti, è chiaro i flussi ci sono, però la campagna che noi abbiamo fatto mettendo i varchi in Piazzale Roma e al Calatrava sembra funzionare nei termini della dissuasione nel venire in città tutti nelle stesse giornate. È chiaro che questo è frutto di un lavoro che parte da lontano, anche un lavoro che si fa con le partecipate, AVM e Vela, nella sensibilizzazione anche attraverso i canali social delle giornate che possono essere le più piene e nel dare notizie riguardo a quello che è l'afflusso a Piazzale Roma. Eppure per questi primi 3 fine settimana di agosto, nei quali è prevista un'affluenza straordinaria di visitatori a Venezia, varata dal sindaco una nuova ordinanza a tutela dell'incolumità e la sicurezza pubblica. Tra le misure adottate in caso di necessità, l'uso del Ponte della Libertà ai veicoli dei soli abbonati o di chi ha prenotato un posto presso le torrimesse di Piazzale Roma e Tronchetto, deroghe a parte, con una stretta anche alle barche nonché ai pedoni. Prevista infatti anche l'inibizione temporanea ai varchi ai non residenti, come a dire Piazzale Roma sarà a numero chiuso, espressione che però proprio non piace ma che forse si addice ad una Venezia patrimonio UNESCO. Noi non abbiamo chiuso Piazzale Roma, comunichiamo quando Piazzale Roma va in sofferenza e i varchi effettivamente fanno da dissuasori in questo periodo che è, come voi sapete, da metà luglio al 19 agosto, un periodo tutto rosso con i weekend di nero, quindi con i lancioni spostati alle fondamenta nuove durante il weekend. Ci spostiamo ora a Cona perché torna ad invocare la chiusura del centro d'accoglienza per i migranti il sindaco Alberto Panfilio e chiede a chi ha vinto le elezioni nazionali di mantenere le promesse. Sentiamo. Gli impegni elettorali di chi oggi è al governo erano chiari, la base di Conetta sarebbe stata chiusa. Chiede di mantenere quella promessa al sindaco Alberto Panfilio che denuncia la scomparsa del problema dall'agenda politica e mediatica del paese.
Prima del 4 marzo a Cusa eravamo nei pensieri di tutti, oggi nessuno si ricorda più della nostra esistenza. C'è stata qualche attività che tramite il Ministero è arrivata alle prefetture per modificare qualcosa? La risposta è no, e io non parlo a mio nome, ma parlo a nome dei cittadini che hanno votato delle forze politiche che avevano preso degli impegni, che avevano speculato assolutamente sulla questione Conetta, ma da quel giorno là non si sono più visti. Rispetto ai momenti di tensione degli scorsi mesi e anni, l'attuale situazione è comunque assai meno pesante. Dai 1600 migranti che stipavano la base nei momenti di maggiore affollamento si è passati a poco più di 500. C'è meno tensione, ma questo non significa che non esiste un problema. Abbiamo tuttora 500 persone che sono state messe sotto dei capannoni in aperta campagna e non si sa più niente. Pamphilio non ne fa una questione di bandiera. L'atteggiamento dello scorso governo nei nostri confronti, sostiene, è stato in tutto e per tutto identico a quello dell'attuale. Siamo in campagna, siamo pochi e quindi ci considerano sacrificabili. Ci hanno scelti scientemente perché qui potevano assolutamente permettersi di non perdere voti perché il corpo elettorale è ridotto, che è la stessa motivazione per cui oggi questo nuovo governo non fa assolutamente niente, perché dovrebbe prendere delle 500 persone da qui e distribuirle in vari comuni, ovviamente con le conseguenze. Ecco, questa Cona sarà ricordata come la sottolineatura della politica incapace di risolvere i problemi. E sono in molti a Conetta, come nella vicina Agna, a pensarla allo stesso modo, pur riconoscendo che rispetto al passato la situazione ha visto un netto miglioramento. Se ne vede di meno anche per strada, anche ieri che c'era il mercato ce n'erano molto meno, però ci sono ancora, insomma, che dovevano chiuderlo del tutto ma non l'hanno ancora chiuso e sarebbe bello che lo chiudessero. Ecco. È un flusso continuo, cioè gente che va e che viene, gente che non puoi sapere chi siano, cosa fanno, cosa può succedere, perché già il fatto che siamo in un'epoca che lasciare aperta uno spiraglio di una porta è già un problema. E avere tutta questa gente che ti gira attorno a casa non è una bella cosa, insomma, ecco. Il ministro Urbaniscione, quelli che ho visto io non è che erano molto agitati, ecco. Solo che dà un pugno un barista qua, siete che ha risposto mai, e poi il biglietto della corriera così che dà un pugno. Il sindaco qua nel nostro paese adesso vuole mandarli via tutti, ma non penso che possano mandarli via tutti. Pusher in fuga dalla legge, si tuffa in mare e rischia l'annegamento, sarà il carabiniere che lo inseguiva a salvargli la vita. Questo servizio subito dopo la pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Proseguiamo con la cronaca. Spacciatore in fuga, si getta in mare e rischia di annegare. A salvargli la vita il carabiniere che lo stava inseguendo, è accaduto a Jesolo. Lo sentiamo. Si tuffa in mare per sfuggire a un controllo delle forze dell'ordine e rischia di annegare. È stato un carabiniere della stazione di Jesolo a salvare la vita a un pusher nigeriano 28enne senza fissa dimora, incappato durante il weekend in uno dei servizi di contrasto allo spaccio effettuati periodicamente lungo le spiagge della località balneare. Alla vista dei militari è stato preso dal panico e per evitare di essere fermato non ha trovato di meglio che gettarsi in mare pur non sapendo nuotare. Una volta in acqua ha cominciato ad annaspare e gridare in cerca d'aiuto. Uno dei carabinieri si è prontamente tuffato per riportare a riva il nigeriano, salvandogli la vita e riportando nella concitazione del momento una frattura alla mano. Addosso al giovane sono poi stati trovati 2 grammi di cocaina. Altrettanti ne nascondeva il connazionale 47enne che lo accompagnava. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E i carabinieri del nucleo Natanti hanno arrestato un noto delinquente veneziano di Castello, evaso dai domiciliari per un fine settimana di passione. Il folle weekend di un 50enne pluripregiudicato di Castello è cominciato sabato pomeriggio, quando l'uomo ha lasciato l'abitazione dove era detenuto agli arresti domiciliari per dirigersi verso l'ospedale San Giovanni e Paolo.
Era stato colto da un improvviso malore, racconterà poi ai carabinieri, ma all'ospedale non è rimasto più di 5 minuti. La sua tappa successiva a un bar di via Garibaldi, dove ha dato inescandescenze spaventando i presenti. All'arrivo dei militari si era già allontanato tornando verso casa, ma alla vista della pattuglia ha ricominciato a inveire. Prima gli insulti, poi le minacce, con una lametta da barba si è procurato un taglio sul braccio, agitando poi l'arma insanguinata verso i carabinieri. Quindi si è arrampicato su un'impalcatura e, rimanendo in bilico, ha continuato a gridare frasi sconnesse. Soltanto all'arrivo dei medici e infermieri del 118 si è lasciato convincere a scendere. Dopo un controllo in ospedale, i militari lo hanno riaccompagnato nel suo appartamento. In mattinata la nuova prodezza, Evaso ancora una volta ha fatto in tempo a ubriacarsi in un altro bar di via Garibaldi, prima di essere finalmente arrestato dai militari del nucleo natanti. I tram T1 e T2 improvvisamente fermi ieri sera verso le 21 a causa del blocco della centralina Elen andata in tilt a causa di un guasto imputabile al blocco causato dai troppi condizionatori accesi. Stesso problema registrato questa mattina intorno alle 9:30, ma stavolta al semaforo di Viale San Marco, incrocio con via Sansovino a Mestre. Ai diversi incroci, 4 impianti semaforici si sono improvvisamente spenti sempre per lo stesso motivo, ovvero per un blocco della centralina dell'Enel. Questo quanto appurato dai tecnici del comune intervenuti per ripristinare il guasto, che per fortuna non ha creato alcun tipo di incidente, a parte qualche iniziale disagio alla circolazione dei mezzi in transito. Ed era questo l'ultimo servizio da Venezia. Vi ringrazio per essere stati con noi. In chiusura, come sempre, uno sguardo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo su tutto il nostro territorio. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui rilievi del Bellunese. Cielo sereno invece altrove. Temperature molto calde con minime tra 20 e 23 gradi. Valori massimi compresi invece tra 31 e 36 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio solamente sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 22 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 32 e 35 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con qualche temporale possibile sui settori alpini di confine, localmente anche di moderata intensità. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 20 gradi, le massime invece saranno comprese tra 33 e 36 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!